Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura la Guardia di Finanza di Palermo si è focalizzata sulle truffe per ottenere il reddito di cittadinanza. Il soggetto destinatario della misura cautelare avrebbe predisposto la documentazione falsa a beneficio di un ampio numero di clienti. Un famoso youtuber siciliano di 21 anni con 1 milione di follower è finito in manette per presunti atti di violenza sessuale su un adolescente di 13 anni di Rimini, oltre a presunte molestie e minacce rivolte sia al minore che alla madre. Don Vincenzo Cafra, parroco della Chiesa Madre di Sortino, nel Siracusano, è stato arrestato con l'accusa di estorsione. Il sacerdote avrebbe preteso la somma di 100 euro per la celebrazione dei funerali. Un ventenne di Giarre ha infranto il divieto di avvicinamento alla ex compagna col pretesto di vedere la figlia. Il giovane avrebbe anche tenuto atteggiamenti prevaricatori e violenti, minacciando la 22enne e i suoi familiari. Sono 147 i migranti arrivati a Lampedusa fra ieri sera e la notte. I diversi gruppi sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che all'alba di ieri era completamente vuoto, mentre adesso ospita 220 migranti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.